disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. La gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Ah sì, un saluto amici per quanto riguarda la puntata di Silvano. Gol a grappoli va a canestro, edizione 2014. Scusate se guardo da questa parte, ma mi ricorda il mio gatto. Il mio gatto c'ha il brutto vizio, White, ha il brutto vizio di tenere sempre la coda dritta, ma non vi diciamo cosa fa. E allora, allacciate le cinture perché è una puntata tutta particolare. Passiamo dalla pallacanestro con Dino Meneghin all'enogastronomia locale. Dunque, come si dice in questi casi, allacciate le cinture. Let's go, si parte. Dino Meneghin è presente quest'anno a Gol a Grappoli, va a canestro. Meneghin, cosa sta succedendo a livello nazionale per quanto riguarda la palla spic? Quanti giorni hai? Ma diciamo che c'è, nonostante la crisi economica, i problemi che attraversa il paese, c'è una grande voglia di lavorare, a partire dalle società più piccole, quelle legate al mini basket, quelli che fanno reclutamento, formazione, eccetera, eccetera, fino alle squadre professionistiche. È logico che bisogna stare attentissimi al budget, alla programmazione, però la passione è sempre la stessa, aspettiamo tutti con grande ansia, diciamo così, i risultati a livello internazionale, sia con la nazionale maggiore che per premiare. E dopo lo sentiamo. Sì, che le squadre di club. Abbiamo sicuramente delle buonissime squadre a livello giovanile che hanno fatto grandissime cose in campo europeo. E quindi diciamo che si sta costruendo, siamo come l'ANAS, no? Stiamo lavorando. Work in progress. Sì, esatto. Solo che come sempre in queste cose ci vuole pazienza e non sempre c'è nell'ambiente, però i risultati prima o poi arrivano. I giocatori non si costruiscono in un amen, non è come voglio una macchina, vado al concessionario, la pago, la prendo e la uso. Bisogna lavorare per anni sperando sempre che poi il ragazzo o la ragazza dopo tutto questo lavoro sappiano sfruttare il talento e quindi sappiano portare a termine un lavoro lunghissimo. Però la passione è sempre la stessa. Senta, lei è definito un po' il monumento del Monumento no. Monumento no. No, perché sul monumento ci vanno i piccioni con quello che fanno. Per cui. Volevo legarmi perché siamo a Mariano del Friuli e del paese di Dino Zoff, dunque stesso nome, importanza a livello dello sport. Tutte le coppe, i trofei che ha vinto, il fatto di essere entrato tra i cosiddetti personaggi a livello mondiale del basket e aver forse, se non sbaglio, essere l'unico giocatore di aver affrontato il figlio in attività agonistica, qual è stata l'emozione più importante? Ma guarda, per fortuna ho vissuto tantissime emozioni. Quella che ricordo con maggior piacere sono il primo scudetto vinto a Varese quando avevo 19 anni, l'anno successivo quando abbiamo vinto la prima Coppa dei Campioni a Sarajevo contro il CSKA Mosca, allora si chiamava Armata Rossa. Poi il primo scudetto vinto a Milano nell'81, quando da Varese mi sono trasferito a Milano, e poi nel 90 quando ho giocato appunto contro Andrea, che lui esordiva in Serie A a 16 anni. E quindi al di là del fatto che mi ha fatto sentire subito vecchissimo, era il piacere. Cosa vuol dire affrontare il proprio figlio? Ma stavo dicendo che mi ha fatto sentire subito vecchissimo, ma comunque grande, un piacere, una soddisfazione, soprattutto perché lo vedevo stare in campo con l'atteggiamento giusto, quello che piace a me, concentrato, senza paura di nessuno. E infatti si è visto poi quello che ha fatto, è stato un grandissimo giocatore. L'insegnamento, si dice dal padre al figlio, sangue non è acqua. Beh, un po' di talento penso di averglielo dato, però dopo il merito è tutto suo e dei suoi allenatori delle giovanili e quelli che ha avuto dopo, perché puoi essere figlio anche di qualsiasi personaggio, però se poi non lavori sul tuo talento non vai da nessuna parte. E quindi il merito di quello che ha raggiunto è sicuramente solo e tutto suo. Comunque sarà un basket italiano a livello nazionale che tornerà a riprendersi, quella è la cosa importante. Ma la speranza sì, prima di tutto per premiare chi investe, parlo dei presidenti delle società, e poi anche per dare soddisfazione ai nostri tifosi, che non sembrano tanti, però
Io ricordo che quando l'Italia giocò nel 2004 la finale alle Olimpiadi contro l'Argentina, che purtroppo perdemmo, a vedere la partita c'erano quasi 7 milioni di spettatori. Questo vuol dire che c'erano anche tantissime altre persone che magari non seguono sempre il basket, però quando si parla di nazionale tutti sono lì. Io facevo il tifo anche per quelli che giocavano a curling o la Luna Rossa, eccetera, perché è l'Italia. E quindi ci vogliono risultati, come sempre. Se vinci dicono tutti che sei bravo, e se non vinci non vuol dire che sei fesso, vuol dire che si sta lavorando per il futuro. Senta, Meneghin rimane nella storia perché è una persona umile e si lascia intervistare tranquillamente. No, anche per quello, ma vuol dire, io penso che sia il dovere di tutti rimanere coi piedi per terra al di là dei successi, eccetera. Io non sono poi Yuri Keki o Sara Simeoni che hanno vinto tutto da soli. Io sono riuscito a fare tante cose perché giocavo con grandi campioni, per grandi allenatori, eccetera, quindi è stato tutto molto più facile. Però chi raggiunge l'apice del successo, come essere uno sportivo, un cantante o un politico, chiunque sia, io penso che non debba dimenticare le sue origini e rimanere assolutamente parallelo a quello che è la realtà di tutti i giorni, che è quella normale. Allora, 25, lei è sempre ricordato per quella famosa, per il famoso dopo partita, però insomma lei nella pallacanestro italiana non è che ha dato poco, ha dato tanto. Ma spero di aver dato qualcosa di positivo. Sicuramente non mi posso lamentare della mia carriera, sono contento, penso di aver fatto a mio vantaggio una bella carriera, mi sono divertito, ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre e anche di vincere. Non è che posso pretendere di più, è logico che magari nella vita dei campioni c'è qualche pagina nera o pagina da dimenticare, insomma, vabbè, pazienza, comunque se ritornassi indietro penso che rifarei le stesse cose che ho fatto, mi sono divertito ed è stato bello. Senta, siamo nella terra un po' del basket nazionale, ma la razza Piave che contributo ha dato? Penso Che è uno dei rappresentanti della razza. sì, cioè, sono trevigiano di nascita, di origine, fino a 20 anni sono stato a Treviso, poi ho girato, sono venuto qua a Gorizia, sono andato a Milano, a Roma, cosa. Sì, effettivamente la razza Piave è stata una razza così, storica anche nella pallacanestro italiana, oltre che in tante altre cose magari ancora più storiche. Effettivamente c'è stato un gruppo di giocatori con i quali anche ho avuto la fortuna di giocare, faccio il nome di Bariviera, di Villalta, di questi giocatori qui, per non farne tantissimi altri perché la lista è lunghissima, dai quali ho imparato tantissime cose, essendo questi che ho nominato più vecchi di me, e penso che anche di aver tenuto alto il mio nome, cioè il nome della razza Piave, con le mie prestazioni. Insomma. Senta, ma perché i cestisti sono più simpatici dei calciatori? Questo non lo so. Forse un'idea ce l'ho, perché i cestisti rilasciano interviste così, i calciatori vogliono farsi pagare forse per quello, non lo so. Mario De Sisti, allora Gorizia, Trieste, Udine, il basket, lei ha portato molte novità negli anni 70, 80 e anche 90. Che contributo dà ancora oggi per migliorare e dare diciamo, quella spinta in più alla palla a spicchi? Guarda, dico una frase che mi ha dato Bianchini non più tardi di 3 settimane fa, a cui ho fatto vedere un video di qualcosa che sto facendo. Ha detto: Mario, sei avanti 20 anni. In realtà io non smetto mai di studiare quelli che sono i problemi dei giovani, anche perché sto allenando le 4 Torri a Ferrara, che è la società più antica di Ferrara, 70 anni di storia. Abbiamo 260 bambini, 12 allenatori, e proprio ieri, che è il 1° maggio, siccome avevo un po' di intervallo della vita, ho fatto 2 ore di allenamento e 2002. Cioè io mi passo regolarmente dalle 4 alle 5 ore in palestra, perché mi diverto a vedere questi bambini che crescono, mi diverto a insegnare, mi diverto a insegnare come si insegna, mi diverto a vedere crescere i giocatori, perché vedere crescere un giocatore è come vedere un fiore che sboccia, e per me è una grande soddisfazione se questo fiore che sboccia migliora e diventa sempre più bello nella vita. Oltretutto ai giovani adesso bisogna insegnare anche
che cos'è la vita, qual è la sofferenza della vita, cosa che in genere un allenatore invece non pensa, perché in genere pensa che siano i genitori a fare, invece non è così, non dobbiamo formare solo dei giocatori ma anche dei veri uomini. La cosa importante, lei ha sottolineato, tornare un po' a riscoprire le tradizioni, no? Cioè troppo business, troppo 2.0, insomma, tornare a imparare a prendere la palla, sudare e fare canestro. Sai, l'avvento della tecnologia purtroppo ha portato con l'iPod, l'iPhone, l'internet, ha portato ad avere meno fantasia, più manualità. Perciò ai bambini la fantasia che è sempre stato, ne parlavamo prima con Pressacco in macchina, mi ha detto, vedi, io ho avuto 6 anni Pressacco, come ho avuto tanti altri allenatori, e io non ho mai tolto la personalità a un giocatore, anzi l'ho sempre cercato di valorizzarla, ho sempre cercato di fare creare in loro, nei giocatori, l'autostima, ed è questo che mi ha sempre fatto odiare dei giocatori, perché pretendevo più del 100%, ma amare allo stesso tempo, perché poi quando ero di giocare, siccome dicevamo spesso, quelli ora di disegnare i loro contratti guadagnavano di più, e quindi poi alla fine mi amavano. Senta, siamo in par condicio, però le faccio questa domanda. Gorizia, Trieste, Udine, cosa dare di più, cosa le ha dato di meno? Ma di meno sicuramente Udine, perché dopo che sono uscito, la squadra veniva dalla 2, in A1 siamo riusciti ad entrare nei playoff, e poi malauguratamente per infortunio ho perso l'americano, perché non feci tempo ad avere un buon risultato. A Trieste invece facciamo 2 campionati, uno strepitoso, il secondo anno, ma lì avevo una squadra buona, e Gorizia, sono affezionato a Gorizia perché ho avuto giocatori straordinari, veramente mi vengono a trovare ancora, mi scrivono ancora, mi telefonano ancora. Ho avuto un gruppo di ragazzi, da Elio Pieri, Ciardessi, Valentissi, Sfiligoi, un gruppo di Riva, Vassoler, veramente uomini prima ancora che giocatori, e io li ricordo sempre con grande Che manca oggi? bravo, quello che manca oggi. Sai, oggi le squadre non le fanno più gli allenatori, le fanno gli agenti che impongono i loro giocatori, e questo è un grandissimo, mentre noi una volta pensavamo noi il presidente e basta a fare le squadre, quindi sbagliamo un po' meno di quello che stiano sbagliando adesso gli allenatori. I risultati si vedevano. Insomma, direi che era una pallacanestro un po' più ruspante, eravamo, però da quello che sento dire da tutti quelli adesso, la nuova generazione, è che sicuramente quella di qualche anno fa era migliore rispetto a questa, e questo ci riempie di gioia. Coach, è stato in salute del basket in Italia? Beh, è una domanda complessa, ci sono situazioni, problemi legati anche indubbiamente alla congiuntura economica, che non è favorevole, lo sappiamo, c'è molti meno soldi di un tempo, questo comporta anche un ridimensionamento di tante cose, è un momento in cui abbiamo qualche numero in meno, ma abbiamo anche, questo lo dico con cognizione di causa, nel primo anno che ho avuto la possibilità a tempo pieno di girare l'Italia anche fuori dai circuiti usuali della Serie A, della pallacanestro professionistica, c'è anche un entusiasmo vero delle nuove generazioni che noi dobbiamo intercettare, c'è una nuova generazione di giocatori che anche con la maglia azzurra sta crescendo, che si ritrova ogni estate col desiderio di giocare in nazionale e di darsi una dimensione europea, cosa che in questo momento non ha, o pochissimi hanno con i club, perché pochi fanno esperienza con i club a livello internazionale. Quest'anno c'è stata inversione di tendenza anche in questo, con 7 squadre che hanno partecipato alle coppe, Milano che ha sfiorato le Final Four, Reggio Emilia che ha vinto una competizione europea. Sta riprendendo, dai, questa è la cosa. Quindi c'è fermento, e se ci mettiamo tutti insieme, invece di piangerci addosso, farci le piccole guerre negli orticelli di cortile di ognuno, ma ci mettiamo insieme, abbiamo ancora un grande patrimonio cestistico, di conoscenza, per poter formare giocatori sempre più competitivi, europei, e toglierci ancora soddisfazioni. Possiamo dire che l'Europeo del 2013 è stato uno spartiacque. Beh, mi auguro, c'è stata un'ottima qualificazione nel 2012 con 8 vittorie consecutive, un europeo dove i ragazzi sono stati bravi, che sono andati oltre anche quelle che erano le aspettative, i loro limiti, per tutti gli infortuni che sapete, per come la squadra era decimata e quindi abbastanza improvvisata nei ruoli coperti o meno, ma quindi vorrei che questo ritorno tra le prime 8 d'Europa e queste partite giocate alle pari con tutte, anche quelle che poi sono andate male,
siano l'inizio di un percorso e non sia soltanto un blitz questo che abbiamo fatto. Mi auguro che ci sia consapevolezza da parte di tutti che adesso dobbiamo stratificarci su quel livello, che non si pensi già di essere tornati tra le prime 8 d'Europa, perché essere passati avanti a Grecia, Turchia, Russia, eccetera, eccetera, non è un dato acquisito, anzi queste rimangono nazioni sulla carta con più esperienza, più profonde, più forti. Però abbiamo dimostrato che noi invece abbiamo molti margini di crescita e quindi dobbiamo legittimamente aspirare a consolidarci in queste prime 8 e possibilmente grattare ancora qualcosa. Senta, la pressione mediatica è un po' più tranquillo rispetto a Prandelli, lei, no? Ma no, c'è nel senso che è normale quando porti la maglia della nazionale che tu senta tutta la responsabilità del caso, che tu voglio dire che ci sia l'attenzione sulla squadra nazionale anche proprio di chi è al di fuori dallo stretto giro del tuo sport, della pallacanestro in questo caso, perché poi quando ci sono partite vere in grandi manifestazioni della nazionale, la nazionale è trasversale, prende tutti, interessa tutti e quindi è giusto che ci sia tutta questa attenzione. È anche bello, d'altra parte, se facciamo questo lavoro qua è per avere emozioni e non c'è emozioni più forti di quando sei con la maglia azzurra. Auguri e buon lavoro. Grazie. Speriamo che il Friuli sia... Il Friuli è come sempre storicamente una grande terra di pallacanestro e noi lo sentiamo che ormai con la nazionale facciamo un po' di tappe fisse quasi ogni estate e devo dire che anche in ogni manifestazione come questa c'è modo di tornare, si percepisce tanto, non solo la sua storia ma che è anche una terra che sono convinto potrà dare tanto in futuro alla pallacanestro italiana. Disturbo Meneghin per chiederle com'era Sergio Taucher come telecronista. No? Come? Sergio Taucher come telecronista. Il suo giudizio. Guarda, io conosco Sergio dai tempi di Capodistria, quando era una delle pochissime, se non l'unico canale che trasmetteva partite di basket. Insomma, quando era ancora ai tempi che Sky doveva arrivare. Voglia. Poi soprattutto mi piace perché spiega il basket bene, lo dipinge, lo commenta con parole semplici e non super tecniche, così tutti capiscono, e racconta quello che vede, non va a raccontare favole o arzigogoli, per cui uno guarda la partita e ha il commento di quello che succede in maniera pacata. A me non piacciono quei commentatori che parlano, sono delle Radio 24, li chiamo io, e quando smettono di parlare senti che l'orecchio ha un calo di tensione piacevole, questo è un problema. Sergio Taucher invece, secondo te Sergio ha un futuro, Dino Meneghin, da dirigente, diciamo da politico? Beh, l'ha già dimostrato. Però se posso raccontare un episodio, ero un giovanissimo telecronista, a Meneghin avevo chiesto l'autografo quando erano andati a giocare a Lubiana nel 1970 contro l'Olimpia, si erano fermati a Opicina a cenare, tutta la squadra di Lignis, sono andato lì col mio calendario di gigante del basket, mi sono fatto firmare, non sapevo mai che sarei diventato tipo Ciomiccioti, come diciamo a Trieste. Per me era un mito assoluto, quanto siamo perfettamente coetanei, sono 8 giorni di differenza fra me e lui. Dopodiché è successo che nel 1973, io sono nel 75, ho fatto il primo campionato europeo dal vivo, sono andato giù a Spalato. Inutile che racconti tutte le mie peripezie, perché sono arrivato giù, ero senza credito, ero senza albergo, da giovane cronista. A cui il voyeurismo non si addice. No, per cui dopo casualmente sono riuscito a trovare alloggio su un divano di 2 colleghi di Lubiana, perché rischiavo seriamente di dormire per strada. Insomma, vado su in camera, vengo giù stravolto, albergo Marian di Spalato, e trovo la nazionale italiana che era nella hall. Vengo con questa faccia stravolta proprio non proprio raccomandabile, e vedo Meneghin che vede me con questa faccia, come dire, da imbecille assoluto. Si rivolge a un compagno di squadra, mi indica e si mettono a ridere. Ho detto no, non mi presento, forse è meglio che non sappiano che io sono quello che commenta su Capodistria, perché se no si mettono a ridere.
Allora lì a Spalato del 75 sono passato assolutamente inosservato, perché se mi fossi presentato si sarebbero messi a ridere ancora di più. Questo è stato il mio primo impatto con la nazionale italiana, ho detto meglio che non sappiano chi io sia, e dopo però con gli anni insomma le cose sono un tantino cambiate, però il mio primo impatto con Meneghin, mi ricordo ancora adesso la faccia di lui che indica il suo compagno di squadra, indicano me e si mettono a ridere, e ho detto no, meglio che mi nascondo. Però altri tempi, dai. Tempi buoni, Belli. sì, perché Giovani ma belli. lì ho incontrato per la prima volta Aldo Giordani, eravamo su che commentavamo assieme, e per me giovane cronista è stato come dire una esperienza sconvolgente sapere che Aldo Giordani sapeva chi io fossi. E dopodiché loro giocano contro l'Olanda, una partita a meno 18 il primo tempo, perché l'Olanda era una squadra che praticamente pensava solo alle ragazze che avevano lì, era una squadra come dire di bohemien. Meno 18 primo tempo, che non riuscirono a fare canestro neanche in un barile. Mi ricordo ancora adesso la faccia di Aldo Giordani, che era rosso paonazzo, che era praticamente a livello di un pre-infarto. Dopodiché, grazie a Dio, nel secondo tempo gli olandesi, che come dire erano piuttosto consunti dalle loro prestazioni extrasportive, persero la partita e finalmente Aldo Giordani riuscì a recuperare un colorito normale. Quello è stato il mio primo impatto proprio col grande basket italiano. Sono passati 40 anni, ma me lo ricordo ancora oggi come fosse adesso. No, volevo ricordare un po' a tutti i presenti questa serata, che è stata eccezionale per parlare del basket, anche un riferimento al basket in carrozzella, perché è l'unica squadra del Friuli Venezia Giulia che gioca in A1 e gli dà un poco spazio sia ai giornali sia alla stampa e tutto il resto, e anche alle persone normali. Quindi anche per far evidenziare i sacrifici che fanno questi ragazzi e le famiglie per poter mandare questi ragazzi a allenarsi, le trasferte che facciamo eccetera. Spero che questa dimenticanza qua valga per portare magari un buon auspicio. Ecco, che sia un auspicio per portare sia la stampa che sia tutti a valorizzare proprio questo sport e questo del basket in carrozzella. Senta, quanto conta il campanilismo in Friuli Venezia Giulia per lo stato attuale del basket? L'ho chiesto apposta. Io ho fatto la mia battuta nel 1998 in tempi non so. Ricordo bene. Ti ricordi o no? Però il campanilismo ha rovinato un po' il basket regionale, perché se noi facevamo una squadra che si chiamava Friuli Venezia Giulia eravamo colpiti da tutti, e anche perché ho detto durante anche la riunione fatta lì a Cormos che per i tifosi bisogna fare anche la squadra per vincere, mai per salvarsi. E dato che hanno patito tanto sia i goriziani che i triestini eccetera, è giusto fare questa roba qua. Però Chi vivrà, così. Chi vivrà vedrà. Chi vedrà, però adesso vedere sarà molto difficile. Ci troviamo alla Trattoria Il Piave di Corona, una delle, cosa possiamo dire, operatrici all'interno in questo bellissimo locale sei te che sai dare quel tocco in più, ma soprattutto quell'armonia a far sì che il cliente quando torna chiede il bigliettino da visita e ritorna. Al di là di tutto questo gioco di parole, perché venire qui al Piave? Al Piave perché è una piccola trattoria. Che non mormorava. Ecco, esatto, conduzione familiare, siamo tutti in famiglia e quindi ci piace accogliere gli ospiti e trattarli bene, ecco, al meglio. Cucina tipica? Cucina tipica del territorio, con qualche variazione, con qualche di stagione senz'altro, sì, si usa tanto le erbe di campo, con quello che ci offre qua il territorio. Carne, pesce? Carne, sì. Ottimo vino? Ottimo vino, le aziende qua sono molte e quindi... Rigorosamente del Colio? Colio e Isonzo. Colio e Isonzo. Perché qua siamo nell'Isonzo. Siete sul confine? Esatto, qui siamo sull'Isonzo. C'è un po' di differenza, ma non importa. Va bene. Si beve bene, sì, si mangia, sì. ci si diverte, si paga poco, Ecco. si paga giusto. Ecco, poi c'è anche un piccolo giardino, no, che merita visitare e quindi... La tua cognata cosa dice? Che scappa sempre via? Impegnata per i tavoli. con i vini, sì. Bene. Quando siete chiusi? Il martedì. L'unico giorno a non venire a Corona è il È martedì. il martedì, sì, gli altri giorni siamo presenti. Bene. Andiamo a capire cosa ci consiglia questa sera, un bicchiere di bianco, che bianco è? Questo è un Sauvignon di Scarbolo dei Colli Orientali. Può guardare la telecamera, grazie. Non guardi me. Perché ci consiglia questo vino?
A me non piace Sauvignon Ah, lei non le piace così? Perché non le piace Sauvignon? perché è troppo profumato. Troppo profumato, dunque Sì. non è il momento adatto per... No, non mi piace proprio di gusto. proprio a lei non le piace, No. proprio è tassativo Io che a lei non le piace preferisco il Sauvignon. friulano. Non le piace il No, friulano, ho capito. esattamente. Questo abbiamo detto di Scarbolo, che zone? Colli orientali del Colli orientali del Friuli. Friuli, dunque siamo in provincia di Udine. Sì, 2012. Certo, qui siamo nel Coglio Esonzo. Qui siamo Isonzo, terra di rosso, però troviamo anche degli ottimi bianchi. Soprattutto si beve, si mangia, qualità Si e fa festa. Si fa festa, come stasera. Assolutamente, esatto. Perché? Perché si va a cavallo. insomma. Anche. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Che risotto abbiamo questa sera? Con le ortiche. Con le ortiche, di quello che non becca. Di quello che becca e dopo non diventa. Becca giusto. Becca giusto, becca giusto. Becca giusto e soprattutto invita. A mangiare. Con che particolarità le fa? Ortiche del Il verso. campo, quelle che sono qua in zona. Sì, anche sì. È una tua specialità? Mia specialità no, penso che ci siano altri posti. Diciamo che è una tua ricetta personale. Sì, ecco, va bene. Sì. Va di moda. Va di moda. Adesso con le erbe poi. Senti, Erbe, sarebbe contento Pannella. no? Chi l'ha detto? La Padania. Solo che queste invece di fumarle, queste erbe si mangiano e fanno bene. Sì, fanno molto bene. Sono tipiche friulane. Sì, sì, sono del posto, sicuro. Sì. E soprattutto al Piave è giusto degustare. Provare per credere. Ci spostiamo in quest'ala del ristorante per vedere un po' chi c'è. Tra gli ospiti c'è anche questa sera Bruno Pizzul e anche Francesco Pira, ma prima di sentire il professor Pira sentiamo Bruno Pizzul che andiamo proprio andiamo a disturbarlo al volo. Bruno Pizzul e il basket. Bruno Pizzolo del basket, per una questione di statura, quando ero ragazzino ero già abbastanza sviluppato, hanno provato a farmi giocare a basket e anche a pallavolo. Devo dire che giocavo meglio a pallavolo che a basket, però poi il calcio ha un fascino suo particolare, fermo restando che in questi territori il basket ha lasciato una traccia profonda nella storia, perché questa è una terra baschettara. Senti Bruno, poi tu quando sei andato a Milano sei arrivato nel momento clou, no? Della pallacanestro italiana. Sì, era il momento delle scarpette rosse, c'era non solo Milano ma l'intera Lombardia, perché a Milano c'era un'altra grande squadra che si chiamava l'Onestà e poi c'era la mitica Varese, poi c'era Cantù e via dicendo, no? Quindi era un momento particolarmente intenso per quanto riguarda anche l'attenzione degli sportivi verso il basket. E lì però io da vecchio pallonaro ero legato anche per motivi professionali più al calcio che al basket, però mi interessavo anche di basket e Rocco era allenatore del Milan e io tentavo abbastanza disperatamente di dirgli andiamo a Nereo a vedere, lui parlava solo triestino altrimenti non dava udienza, andiamo a vedere un po' di basket, sai a Milano c'è scarpette rosse e io dicevo non vengo a vedere balla al cesto. E una sera poi dopo tante insistenze riuscii a convincerlo a venire a vedere una partita semifinale di Coppa dei Campioni Cimentar Real Madrid. Grande partita, lui seguiva con interesse e alla fine gli ho detto allora Nereo cosa si è parso? Non è mal, ma fa sempre fallo de man. Francesco, senti, anche quest'anno grande successo sia a livello di comunicazione che a livello di personaggi che hanno portato qui a Cormons, insomma per una 3 giorni di capitale nazionale del basket. Cosa vuol dire gol a grappoli? Bello, molto bello e soprattutto molto bravi relatori, sono passati dei messaggi importanti. È stata forse l'edizione più affollata nella storia di Gol a Grappoli e devo dire che questo matrimonio tra calcio e basket tutto sommato ha funzionato perché nell'idea degli organizzatori c'era anche la capacità di esportare il grande tema comune che è quello delle emozioni e questa cosa ha funzionato. Bravissimo Federico Buffa, bravissimo Taucher. La prima serata che è stata proprio la sala civica scoppiava, sono passati molti messaggi importanti e devo dire un messaggio è passato anche per i giornalisti.
sta cambiando completamente il pubblico, è cambiato il mestiere di giornalista, è cambiato il modo in cui gli atleti si rapportano ai giornalisti. Ecco. Oggi si parla tanto su Twitter, cioè si viene a sapere in maniera un po', si parla poco e si fa tanta confusione. Bravissimo, e questo è il grande tema, si scavalca, diciamo, la mediazione giornalistica e si comunica direttamente. Io ho portato durante il convegno alcuni dati di come gli atleti vivono i social. Alcuni raccontano la loro storia sportiva e la loro storia umana, altre invece non sono capaci di farlo, ed è questa la grande differenza. Senti, dalla tua Sicilia hai portato qui in Friuli quella spontaneità, quella creatività che ha fatto sì che questo evento si sposi a livello nazionale. No, ma questo evento è fatto bene da ragazzi straordinari. Io do il mio piccolo contributo e sono felicissimo di darlo, perché credo che rimane un segno importante anche per tutte le persone che si riescono a mettere insieme, e si cumula, come dici tu, creatività ma anche tanta saggezza. Non resta che ringraziare a tutti voi per l'ascolto e, come si dice in questi casi, alla prossima. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Guarche de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te. Bada badi bada bada bada.